Io te incontrai, una bocca rossa come una cerasa, una pelle profumata e fronderosa. Io te incontrai, volevo offrirti pagando anche a rate, no brillante, e quindi c'è carate. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. Io te portai a dove stanno i meglio ristoranti, a dove si mangia mentre il mare canta. Io te portai entusiasmato da tutto sta parata ordinaia, non c'è fa l'arrostuta. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, capummarola in coppa. Ma tu volevi la pizza, la pizza, la pizza, capummarola in coppa, la pizza e niente più. Io ti sposai, o vicinati a folla dei parenti, facevano un sacchi complimenti. Senti una frase d'amore davanti alle nostre telecamere per la tua donna. Ti amo. Ti amo? Ok, un bacio dai, un bacio, un bacio. Vai, ciao. TV Paradise amici, guardate che tavolo, complimenti, auguri ancora a tutti voi. Come ti chiami? Antonella. Tuo fidanzato dove sta, Antonella? Non lo tengo. Non lo dire, allora auguri ancora a tutti quanti voi. Da dove venite? Salutiamo dai in telecamera, ciao! Vi invitiamo, si mangia bene, si prende il giusto e si paga poco. Spende il giusto. Il giusto. Okay. Ciao! Buonasera a tutti. Allora signori, noi vi lasciamo a degustare altro, vi salutiamo e salutiamo Gennaro. E bocca al lupo, Fiore. Crepi, ciao! Abbiamo la moglie del pizzaiolo. Pizzaiolo come si chiama? Fiore Pasquale. Fiore? Tu Fiore ti chiami? No, io. Giuro Romero Rosaria. Ah, perfetto. Ti tratta bene tuo marito, ma anche a casa cucina? Sì, anche a casa cucina. Allora a posto. Perché devono venire qui? Per mangiare la pizza. Perché? Perché è buonissima. E voi diceste garanzia per qualità. Sì. Salutiamo. Buonasera. E abbiamo Apier qua ragazzi. Buonasera Apier. Qua ti organizzi tutto tu a modo tuo, È mio marito che organizza e io devo ascoltare quello che mi dice. Però dai anche consigli buoni. Guardiamo in telecamera, dai anche consigli buoni al tuo marito. Sì, sì. La tua esperienza, Sì. la tua gentilezza, professionalità. La gentilezza e anche per quanto riguarda la decorazione, le cose più... L'allestimento, dai, la Allestimento. scenografia di questo bellissimo locale. Sì. Ciao Pier qua, ciao! Ciao! Eccoci ragazzi, lo chef di questa splendida struttura. Qua parliamo 40 anni di storia ragazzi, 40 anni di storia. Come si chiama lei? Armando Fiore. È un nome importante. Meglio conosciuto come Squaquecca. Squaquecca. Ehi ragazzi, è il prodotto napoletano che veramente vi ha fatto provare per tantissimi anni. Allora Armando, velocemente salutiamo tutti i telespettatori, invitiamoli a venire, un motivo per venire da te. Mangiavi la famosa pasta e patate, prova provala, creata 40 anni fa al ristorante Al Saraco. Sono stato lo chef del Saraco per 35 anni, dopo il mio maestro Giuseppe O Calabrese. Poi ci sono stato io. E adesso sta qui, vi raccomando, Piazza Nazionale. Piazza Nazionale, Calata Ponte di Casanova 21. Come si chiama questo locale? Il Curnicello. Perché avete chiamato Curnicello? Siamo Scaramanti. Perfetto, salutiamo tutti i napoletani, non solo. Li aspettiamo. In tanti. Venite a provare lui è bravissimo. Ciao. Grazie. Eccoci qui ragazzi, abbiamo il pizzaiolo di questa splendida trattoria pizzeria qui a Piazza Nazionale naturalmente. Come si chiama? Lino Fiore. Lino Fiore ragazzi, la tradizione della pizza napoletana. Assolutamente, noi cerchiamo di dare almeno la qualità, gli diamo un giusto impasto con 22 ore di crescita
in quanto lo faccio la sera per la sera dopo, almeno 22 ore, quindi È importante, ragazzi. ad alta digeribilità, quindi cerchiamo di accontentare i nostri clienti e farli ritornare principalmente. Che tipo di mozzarella usate sulla pizza? Usiamo il fior di latte di Iovine e la provola di Agerola. Dobbiamo dire l'ultima cosa, qua sono tutti pazzi della pizza sole, perché? Sono 8 punte ripiene di ricotta di bufala, la zucca fatta da mio padre, a differenza che altri usano il barattolino, i funghi porcini di Cusano Nutri, Abruzzo, la provola di Agerola che già vi ho indicata, le scaglie di parmigiano all'uscita e un pizzico di piccante, è una squisitezza, veniteci a provare. Allora cosa dobbiamo dire? Venite a provare la sua pizza napoletana, la pizza sole soprattutto e tanti tipi di pizza. Ragazzi, dove ci troviamo? A via Calata Casanova nei pressi di Piazza Nazionale, o Curnicello. O Curnicello. Mi raccomando in tanti, perché o Curnicello poi? Perché siamo scaramantici, ne abbiamo bisogno. Hanno bisogno anche di voi, venite per una sola volta ragazzi, poi da qui non andrete più via, ve lo garantisce Pino Grazioli TV Paradise. In tanti, mi raccomando, telefonate e prenotate. Ciao a tutti da Pino Grazioli da Lino Fiore. Ciao. Curnicello. O Curnicello. Noi presentiamo lui che si chiama Enzo. Enzo, eccoci qui Enzo, guardiamo in telecamera. Allora Enzo, questa struttura è aperta da circa 3 mesi. Sì, ieri abbiamo fatto giusto 3 mesi che abbiamo aperto, abbiamo fatto l'inaugurazione 3 mesi fa e niente. E diciamo che comunque non è la prima volta che sei pizzaiolo, ma una storia indietro da una generazione, da tuo padre, voi, fratello. Mio fratello è pizzaiolo, è cominciato comunque da 13 anni, adesso ce n'ha 40. Io ho fatto anche io da chef, sono stato in Francia, 10 anni in Francia. Mio padre era lo chef del Saraco, perciò comunque ha creato comunque un'istituzione, un ristorante abbastanza importante e oggi non sta facendo altro che dare quel tipo di cucina qui da noi, per il popolo, per noi. Niente, il pizzaiolo ci passa una delle sue specialità. Perché questa è la serata degli innamorati e dovete sapere che il pizzaiolo diciamo ragazzi ha fatto un disegno meraviglioso, come noi vediamo c'è scritto ti amo. Questa pizza va a degli innamorati. Portiamola agli innamorati, si fa fredda. Parliamo un po' durante tutta la settimana cosa succede qui in questa splendida struttura. Allora, il mercoledì faremo un tipico napoletano, i classici piatti napoletani come la genovese oppure come il ragù, il classico ragù napoletano. Faremo le braciole, daremo le vere cose napoletane antiche. Invece il giovedì avremo il piano bar, feste a tema, le serate a tema. Questa serata a tema del giovedì che cosa succede? Allora, a parte sentiremo la buona musica del piano bar, poi comunque faremo la serata delle cozze e daremo tutti i tipi di cozze, a grattenno, l'impepata di cozze, oppure il guazzetto, oppure fagioli a cozze. No, fagioli e cozze le mangeremo poi dopo noi, quando è finita la serata. Ah, ecco. Comunque tutti i tipi di cozze controllate, qui garantite ragazzi, e questa è una cosa importante. E che dire, venite a degustare, venite a provare, venite a trovare questo posto perché è veramente meraviglioso. E poi sta al centro di Napoli, dobbiamo dire, a Piazza Nazionale ragazzi. Qui a Piazza Nazionale c'è anche ampio parcheggio dove potete parcheggiare e stare tranquilli. Il venerdì cosa accade? Il venerdì sono serate particolari, che il pizzaiolo si diverte con le sue pizze speciali, pizze non so, 8 gusti, una delle sue pizze, le sue specialità è proprio quella là che fa il Sole di Napoli. Come è fatta? 8 punte di ricotta di bufala, la zucca fatta da mio padre, lo chef, poi mettono la ricotta? Porcini, sì, fate 8 punte di ricotta di bufala, la zucca della... L'ho provata. I funghi porcini di Cusano Nutri. Nel cornicione cosa c'è, diciamolo? Ricotta di bufala. Poi ci sono delle scaglie di parmigiano, vero parmigiano e non il parmigiano qualsiasi. E niente, è la provola del Munacello. La provola del Munacello. Giusto. Ragazzi, abbiamo detto una cosa... Sì, mettiamo veramente solo qualità. Quello che diamo alla gente, quello che noi offriamo alla gente, la qualità. E poi la professione di mio fratello, che comunque è tanti anni che fa questo, io la stessa cosa, e mio padre, l'istituzione dei cuochi. Noi vi salutiamo.
a tutti quanti voi, chiedete informazioni a lui a questi seguenti numeri, venite in tanti, Piazza Nazionale, Napoli ragazzi, e adesso andiamo... L'indirizzo è Calata Ponte di Casanove 19. È facile. Siamo in tanti. È facile, poi sulla pagina Facebook cosa possono trovare? Trattoria, pizzeria o Curnicello. Cliccate mi piace, aggiungeteli ragazzi, vi aspettiamo in tanti qui. Andiamo con l'altra immagine, Pino Grazioli. Enzo Fiore.